In questa puntata di 4MAQ intervisteremo la crew di writer di Sassari dell'RG. In seguito ci sposteremo a Cagliari per intervistare Kaddish, un MC e DJ della Beatbull Records. Regani è nata come unione di diversi gruppi di writer che erano amici fra di loro fondamentalmente e si trovavano dall'inizio in via Don Minzoni, che era una via di Sassari dove comunque frequentavamo. Io ho cominciato a dipingere, adesso penso alla fine della terza media, sono passati 9-10 anni penso adesso. Grazie a mio cugino che mi aveva fatto vedere Pelo, che mi aveva fatto vedere i primi AL, le prime foto che aveva preso lui in giro sia per Sassari che per la Sardegna che fu. Ho iniziato a dipingere da solo più o meno 10 anni fa, insomma i primi anni sono sempre un po' di adattamento, comunque di sicuro da 10 anni. Il motivo perché già alle medie ero in classe con alcuni ragazzi che per l'epoca erano veramente avanti e facevano già dei graffiti. Poi ho frequentato una scuola che a Sassari è stato il centro praticamente dell'hip hop locale, che era lo Scientifico, e lì mi sono appassionato sempre di più. Venendo visto fare, ho iniziato proprio in posti nascosti perché avevo parecchio timore, insomma, anche del giudizio degli altri, comunque non volevo che sembrasse una cosa fatta per moda e, insomma, dopo quasi 2 anni di esercizio poi ho conosciuto alcuni vecchi compagni di classe che erano anche loro interessati al movimento dell'hip hop, soprattutto del writing, e da là abbiamo deciso di formare una crew, si chiamava AS. E poi insomma con altri ragazzi di Sassari abbiamo formato Rigani Crew. Io scrivo per la mia crew che è RGVC. RG più GVC sono, diciamo, quello che sintetizza la scena a Sassari e nel Nord Sardegna. Ho iniziato a dipingere nel 96 da solo, o come con un compare che poi subito dopo ha smesso, e scrivevo NWO. Poi ho avuto, diciamo, i miei maestri, mi sono affinato con l'ausilio di 2 grandi del writing sardo, che sono Nat 51 da Nuoro SNK, e Dier e Ciocco della Cosca Crociere di Olghe. La mia crew principale è RG, Rigani. Nasciamo nel 2000, in un'estate a una jam vicino Oristano, a Midis, per la prima volta quasi, diciamo, fuori dai confini provinciali. L'RG All Star a quei tempi è composta dalla S Crew e dalla LDV, la Te Dolce Vandals, e dalla Anonima Sequestri Sarda, Anonima Sarda. Io disegno nei fogli qualsiasi, con materiale qualsiasi, una penna, una matita, non importa. E poi anche esternamente un po' mi lascio guidare. Se si va a dipingere di notte
si sceglieranno mete diverse rispetto a un posto tranquillo come questo, dove conosciamo anche il proprietario del campo che non ha problemi. Noi cerchiamo più che altro posti come questi dove viene tollerato il tramutare questi cavalcavia abbastanza degradati con delle opere più o meno evolute a seconda dello stile o di chi dipinge. Ma il dipingere per me, andare in giro con lo zaino pieno di bombolette, nei posti più disperati dove non andresti mai se non perché ci devi dipingere, è una cosa che fondamentalmente serve a me. Io mi sento molto libero, mi sento molto ripagato poi quando ho finito il mio graffito, il mio pezzo, perché comunque sei stato lì anche 2-3 ore, magari sotto al sole, magari sei stato al freddo, quello che vuoi vedere alla fine è il prodotto finito, quindi comunque assolutamente prima di tutto è una cosa per me. Certo, poi quando vuoi andare a dipingere sui treni, vuoi andare a dipingere in giro, assolutamente ti interessa anche far vedere il tuo nome agli altri, però sicuramente per me una delle prime cose è quella di ripagare la mia voglia artistica, diciamo, la mia voglia di vedere il mio disegno finito per poi avere la foto e potermelo vedere con calma a casa. Il mio nome può apparire strano da pronunciare, illeggibile. Non mi interessa che la gente comunque capisca, l'importante è che ci sia, l'importante è esserci. Poi se qualcuno lo capisce non è un problema per me. Chi lo devono capire sono gli altri writer e comunque chi si interessa a questo movimento, chi fa parte di questa cultura. Il giudizio degli altri è relativo. Non interessa che dicano no, questa è arte, questo è vandalismo. Il mio è writing, quelle sono lettere, che sono in continua evoluzione, o perlomeno cerco. Sono ancora all'inizio, mi mancano ancora altri 10, 20, 30 anni per poter affinare le mie qualità. Volevo anche dire soprattutto che sono stanco di venire represso da questa società che non mi permette di andarmene in giro con i miei colori a cambiare il colore delle pareti grigie, e mi dispiace anche che le amministrazioni non facciano niente per cambiare questa cosa, visto che lo facciamo gratuitamente, anzi ci inseguono, cioè la repressione che ci insegue è senza motivo, perché come potete vedere stiamo facendo quasi un atto benefico, anzi sicuramente qualcosa di buono, visto che stiamo mettendo colori dove non ce n'era. Mi spiace che la situazione al giorno d'oggi sia questa e spero che questa trasmissione, questo programma possa servire, che colga almeno, che qualcuno colga, vorrei qualcuno delle amministrazioni pubbliche si svegliasse, si liberasse da questi pregiudizi che relegano i writers in questi posti qua, mentre potremmo fare anche all'interno delle città delle bellissime cose. A livello italiano e mondiale la scena è in continua espansione, abbiamo bisogno di posti dove esprimerci e su questo muro per esempio ci sono 30 strati di vernice, 30, anzi forse 100. Non ha senso che noi copriamo le nostre cose perché non abbiamo spazio. E la nostra non è una generazione X, è generazione RG.